La festa del Narciso finalmente quest'anno riusciamo a rifarla perché nonostante il Covid adesso con le riaperture almeno in formato mercatini abbiamo ripristinato una parte della festa. Purtroppo non possiamo fare tutte le celebrazioni che c'erano, che era l'importanza, ma almeno è un segnale di partenza. Passeggiate ne abbiamo tantissime qua. La passeggiata principe per andare a vedere il Narciso sarebbe quella sul Monte Zogo, che è il percorso andare e tornare dal DOC, che arrivati su in cima c'è una bella distesa di narcisi in questo periodo. Purtroppo sono in calo anche quelli a causa di erbacce e il fatto che non vengono più tagliati i prati e così, però c'è ancora una bella distesa di bianco. È molto importante, siamo davvero contenti di essere venuti qua oggi perché finalmente si vede qualcosa che si muove, si riesce a ripartire, forse sperando che possa continuare così. Noi siamo un'azienda locale, produciamo formaggio, questa è la quarta generazione ormai di produttori. Produciamo lo Scec, che è il formaggio tipico di Segusino. Allora, oggi essere qua con questa bella giornata dopo tanti giorni di pioggia è importante anche perché era l'occasione per ricominciare finalmente a andare fuori col proprio banco, vendere i propri prodotti. E noi come azienda produciamo formaggi di capra, sia stagionati che freschi, quindi anche ricotta, robiola. Noi come associazione cerchiamo di promuovere il territorio e farlo conoscere perché questi borghi meritano di vivere, meritano di essere conosciuti. Con noi associati abbiamo cercato, uno dei nostri primi lavori è stato quello di ripristinare il sentiero del Fagheron, che era un antico sentiero utilizzato una volta per portare al pascolo le bestie e utilizzato appunto dai locali per andare a far fieno o altro. Noi collaboriamo anche abbiamo collaborato e continueremo sicuramente a collaborare anche con la scuola di Segusino, facendo la giornata con l'autore piuttosto che accompagnando anche i ragazzi con le guide naturalistiche qui nel borgo di Segusino. Insomma, cerchiamo comunque di mantenere vivo il borgo e di farlo conoscere soprattutto, il far godere questa ricchezza che abbiamo.